No, I'm not a writer. Mercoledì 14 novembre 2018. Come la sto prendendo? Come la sto prendendo del fatto che ora non avrò più un posto di lavoro, diciamo, come dipendente, ma proverò a lavorare in proprio? Ti dirò, da una parte sono molto tranquillo perché il tutto, tutta l'avventura che tu stai seguendo è sempre stata relativamente studiata, insomma, nel senso che io ho voluto apposta un camper da pochi soldi in modo tale da non dovermi infognare con finanziamenti e via discorrendo. L'ho messo a posto ovviamente perché è chiaro non potevi assolutamente viverci preso com'era, e poi era anche abbastanza demotivante esteticamente, no? Come interni e tutto quanto. Vivendo in camper mi sono messo via abbastanza soldini, il che mi consente insomma di poter tirare avanti tranquillamente per un bel pezzo. Questo discorso della vita in camper mi ha anche insegnato ad avere un altro stile di vita, uno stile di vita decisamente molto molto economico, il che insomma dovrebbe rendermi abbastanza tranquillo, no? Nell'iniziare a affrontare questa nuova avventura. Certo, ho speso tantissimo in passato, vabbè, per il camper, per tutte le mie diavolerie informatiche e chi più ne ha più ne metta, però insomma per me, diciamo, per vivere della serie e bollette, che serie il GPL qua del camper, il gasolio che uso per girare, la spesa, i vestiti e tutto quanto, insomma io mi sono già precaricato un po' di tutto, a parte la spesa e la roba da mangiare intendo, ma vestiario e tutto quanto, non mi manca niente, ho scarpe nuove, ho tutto quanto, tutto nuovo, sono super iper accessoriato, quindi insomma sono effettivamente relativamente tranquillo, confido nelle mie capacità di web designer, grafico e un po' anche di commerciale, di venditore, insomma. Ogni tanto qualche piccola, non paura, ma qualche piccolo dubbio per quanto riguarda il camper nuovo, dice orco cane, ma ce la farò, quando ce la farò, eccetera eccetera, per carità, cioè, io comunque sono partito col presupposto che qualora non dovesse andare a buon fine questo tentativo di lavoro in proprio con i siti, che è sempre stata una delle mie ambizioni, mi trovo un altro lavoro. Cioè non sono preso assolutamente con le canne alla gola e non ho nessun tipo di debito, nessun tipo di finanziamento, quindi insomma viviamola, dai, iniziamo tranquilli, adesso abbiamo ancora un mesetto e mezzo di lavoro normale e poi si inizierà, insomma. La prossima settimana ho anche 5 giorni di ferie, non so dove andare sinceramente, perché sono troppi giorni ma sono anche troppo pochi, cioè tipo per andare in Toscana, per fare qualche giretto tranquillo, perché sai a me come piace girare, no? Ai 50 all'ora, cioè tranquillo, tranquillo, mi fermo dove voglio, quando voglio, posso fermarmi anche ogni chilometro se trovo cose belle da fotografare o comunque anche da vedere, no? Ma io sono sempre stato così, cioè non perché ho il canale, io di mio ho sempre girato con la Smart, con la bicicletta attaccata dietro e spesso neanche legata, perché andavo piano e la tiravo su e giù di continuo, quindi questo è il mio stile di viaggio, no? Cioè proprio la vasca, il cazzeggio così lento lento e il fermarsi di continuo dove voglia, veramente dove voglia. Forse il periodo invernale è anche quello giusto, perché insomma se io andrò a propormi a bar, attività diciamo turistiche che ho qui nella zona, effettivamente forse il periodo invernale è anche quello giusto. Insomma adesso nelle mie intenzioni c'era un bel periodo di ferie, un altro viaggetto, il mio sogno era appunto andare in Inghilterra un mesetto, avevo anche il nulla osta dall'Alessia, però sinceramente senza CP no, perché CP non è un cane, non è un fratello, non è un parente, ma c'è un rapporto per me indescrivibile, non indescrivibile nel senso che è enorme, che chissà cosa, no, indescrivibile nel semplice senso che non ho la capacità di trasmettere a te a parole il tipo di rapporto che ho con CP. Diciamo che è un misto tra una serena, emancipata e distaccata convivenza, ma anche una necessità di condivisione di ogni attimo quotidiano che viviamo, che vivo e lei vive
e facciamo assieme, perché c'è sempre stata questa sorta di sincronia col CP, difatti chi la vede di solito resta sempre meravigliato di come lei prima di fare qualcosa mi guarda sempre, cioè con gli occhi come per dire posso, cioè vedo il gatto, telefono. Pronto? Oh, ciao mister! Se tu prima mangiare? No, 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 ero qua che mi facevo due video. Bravo. Ma tu fino a che ora lavori di solito? E alle 7, oggi 7 e un quarto, 7:20, però di solito alle 7. Ma tieni il camper molto vicino a dove lavori? Sì, sì, sempre, vado a piedi. Quando non ho voglia, diciamo, di vivere, proprio dormo anche vicino al lavoro, proprio così, hai capito? Non sembra chiaro, ma per amor di Dio. Ogni tanto, dai. E tu tieni il CP solo il weekend allora? No, adesso che non c'è caldo sei sempre con me. Quando poi c'è il caldo che in camper morirebbe, allora lì sì, solo il weekend perché c'ero anch'io, hai capito? Sì, no, giusto, 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 adesso capisco la logica. Ma è un'azienda di informatica? Cosa fai? Fai siti? Cosa fai? No, 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 una catena di autoscuole. Sì. Però ma lavori sempre nel ramo informatico o... No, lì in ufficio, pratiche, capito, passaggi, iscrizioni, quelle cose lì. Quindi, ma penso che non ti dia, ti dà il soldo ma non ti dà, no? No, no, non ti dà neanche il soldo. Ecco. Quindi, fai tranquillo che non ti dà neanche il soldo, quindi sì, sì. Vabbè, ma ormai un altro mesetto, dai. Che sei sottopagato, sei schiavizzato sottopagato o... E beh, tieni conto, sono sui 1.300, però con tredicesima e quattordicesima inclusa, quindi sei sui 1.000 euro al mese alla fine. Sì, quello che stanno dando qua, ma pensa, no, pensa che addirittura qua, no, qui la cosa è tremenda diventata, perché gli affitti sono schizzati a livello allucinante, parliamo di una media di 600 nel sud, siamo tranquillamente ai 900, al 1200, roba de matti. Ah sì? Quando hai uno stipendio medio, secondo le statistiche, di 659 euro. Me coglioni? Ecco, io mi chiederei anche qualcosa in PTP. No, qui è allucinante. Qui stanno bene i pensionati e dopo quelli che hanno gli skei, anche qui la chiamano la pasta. La pasta. Conosco il posto, sì, è molto bello. Da pensionati, sì. Io mi romperei le palle dopo un anno, perché vabbè, sono fatto così. Però un annetto, guarda, era tra i miei desideri fare un annetto lì. Sì, sì, ma difatti no, ma anch'io sono molto simile, anche penso a te, anche se comunque tu hai 36 anni, mi hai detto ieri, no? Hai fatto questa confessione. Sì, e beh, ma tranquillamente. Il corpo ne ha 36, io ne ho 24 poi. Hai capito? Appunto. Io ne ho 49, soltanto che ultimamente, è bella questa, adesso così mi autoprendo per il culo alla ne ho 49, ma cerebralmente da qualche settimana forse ne ho 75. Ah, Quindi, e tu ieri sei stato molto perspicace, io pensavo di essere stranamente diplomatico quando dicevo che è un periodo un po' così. Invece tu hai usato una parola in un nanosecondo che non ho voglia neanche di vedere, di sentire, perché poi sai che è il potere delle parole, però sì. ci hai azzeccato completamente. Vabbè. Però parliamo di cose positive, che la negatività, qui dicono, c'è un detto proprio che i problemi arrivano da soli, no? Esatto. Quindi... E sta a te a vederli quanto grandi li vuoi vedere. Bravissimo, una questione di prospettiva, c'era un bellissimo di Zig Ziglar, mi pare dipende poi tutto dalla prospettiva, no? Perché la realtà cambia in base alla nostra prospettiva. Se cambiamo il punto di vista e rimpiccioliamo, ingrandiamo le cose, cambia di conseguenza la realtà da non percepire. Esatto, io ho iniziato da qualche anno a pensarla sempre vivendola in un'ottica spazio-temporale da quando sono nato a quando morirò. Dico, fra qualche anno muoio, qualche decina d'anni si spera, e quindi quello che mi sta succedendo adesso non è nient'altro che una briciola, insomma. Infatti devo darti atto di una cosa, che naturalmente fai attenzione, vedrai, no, non te lo auguro, io spero che quello che mi hai appena detto tu possa preservarlo
non dico fino a quando te campi, che spero dagli 85-90 in su, però sicuramente fino a un minimo 70-75 anni. Questo modo di tenere tutto molto leggero, cosa che ho sempre avuto io fino a 46. I cazzi sono arrivati da un paio di anni, diciamo, no? Dove ho cominciato, ma anche arrivando qui, purtroppo avendo più tempo e godendo anche di questi panorami bucolici e facendo un po' di contemplazione, meditazione e quant'altro, sai, vai più in profondità, no? Tra l'altro ti lascerò anche magari via WhatsApp un paio di considerazioni che adesso non sto a dire, vabbè. Però cambia in base all'età. Io ti dico fino a 46 anni, te l'avevo già detto, ero lineare stabile, adesso comincio a vederlo in maniera diversa e cambiano veramente le cose. L'uomo che sarai tra 5-10 anni non è lo Yuri di 36 anni, vedrai, ti accorgerai, e poi ci sono degli stati molto forti. Quando andrai vicino al giro di boa, per così dire, dei 50, non ha nulla a che vedere con i 30-35 anni. È un po' come sai il Gavanelli che ha 14 anni, e i 10 anni tra 14 e 24 è uno step molto forte, come possono essere lo step fra i 35 e i 50, vedrai? Immagino, un po' come accennavo nel video, quello che avevo fatto in montagna, il fatto di morire e rinascere nello stesso corpo, sono queste fasi della vita, no? In cui poi neanche ti riconosci, cioè ti ricordi di quello che hai fatto, ma dici io adesso sono tutt'altra persona, no? Sperando poi tra l'altro di avere la fortuna, perché io sarei un realista, no? Sai che esistono i pessimisti, gli ottimisti, ero un pseudo ottimista, sono diventato un realista, speriamo che non vada ancora più giù no? Ma va. Perché sì, tutto vero quello che sta dicendo, ma finiamola qui. Comunque, no, volevo farti un piccolo complimento anche in quello che stai dicendo, perché per esempio io ho iniziato a guardare, non so che cazzo di fine abbia fatto, perché non sta più pubblicando una pega di niente, e anche lui lo vedevo un po' più incupito ultimamente, e anche lui diceva no, sai, l'approvvigionamento, qua un rottura di coglioni, bien bombato. Il giorno dopo vedo il video di Yuri, ma cazzo, ma lì mi deverno, per me diventa una sfida, pensavo che cazzo andare a fare oggi acqua, vedi due mondi in 36 ore completamente opposti, e veramente dipende da come la prendi, no? Ma la differenza è tra rompimento di coglioni immane e voglia di divertirsi, di sfidare, come dici te, così lo spazio temporale, no? Sì, è un po', Guarda che c'è una un po' quello che provo a spiegare ogni tanto, per racchiuderlo un attimo in un esempio semplice, veloce. Cioè chi va in palestra a faticare paga ed è contento. Cioè, capisci che quindi deve esserci veramente un'interpretazione di quella realtà diversa da quella che usiamo per fare tante altre cose di tutti i giorni. E questa, io le chiamo le formule di pensiero, sono quei meccanismi, quei ragionamenti che poi puoi riproporli in altre cose, no? Anche il discorso che facevamo dell'approvvigionamento dell'acqua, è l'esempio di andare in palestra o tante altre cose, insomma, hai capito? Sì, condivido. Io stesso, che sono spero figlio di questa tua teoria positiva o proattiva, come la chiamano poi anche i guru americani, da Anthony Robbins in su, io non vado in palestra e quindi sono anche sotto, pare che ho perso un casino di chili, però quelle poche di volte che devo portare un po' di pesi, di spesa, di altre cose, alla fine, quando si insinua un po', no? In maniera sibillina, questo caro di dire cazzo, cosa portarsela qua? No, faccio bling, io sono eternamente grato che gratuitamente sto facendo fitness per tenere i miei muscoli allenati, e quindi tutto di guadagnato. Vedi com'è anche qui lo stesso discorso dell'acqua. Uno potrebbe dire che coglioni a portare sti cazzo di pesi, no?
sono felice di portare questi pesi che mi tengono così in allenamento. Esattamente. L'avevo pensato anch'io una volta in Scozia quando facevo la spesa. Ho detto, che ho la palestra gratis, no? Quando mi portavo i borsoni, facevo 3 km con i borsoni. Bei tempi. In Scozia questo, giusto? Sì, sì, bellissimo. Ci tornerei volentieri, ne stavo parlando adesso negli ultimi video, perché da quando sarò libero potevo permettermi di fare, ho anche il consenso dell'Alessia, di fare un mesetto in giro, no? Però il CP non può entrare in Inghilterra, non può entrare in Francia, non può entrare in Croazia e non so dove cacchio andare, hai capito? E in Scozia ci sarei tornato volentieri, primo perché conoscevo i posti tattici e poi adesso c'è anche internet, cioè adesso con internet ti trovi i castelli, ti trovi tante altre cose, la vista satellitare, cioè tutto un altro mondo rispetto a prima. Niente, però Anche lasciare... l'amorosa, Eh? anche l'amorosa adesso che sì, 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 sono, sì, sì. diciamo, sono cose che sai ti legano, no? Quindi... Sì, No, tra l'altro devo andare a vedermi quel video perché come la Scozia, non mi ricordo, non penso di averlo visto il tuo, mi ricordo che c'era, ma dopo devo aver avuto altri cazzi, alla fine non l'ho visto. e scrivi Scozia puntine sulla ricerca di YouTube, credo che si trova così. Una piccola domanda, Yuri, da grande ignorante quale io sono, che mi vergogno di esserlo. Puntine nel mondo nasce da una parodia di un tuo competitor che era alle orme nel mondo? No, 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 assolutamente. Allora, è nato innanzitutto dal fatto che io mi segnavo sempre le posizioni GPS. All'inizio con programmino Evernote e dopo con il Google Maps. Questo per me, proprio privatamente, l'ho sempre fatto. E poi ho voluto fare, mi è venuta l'idea di provare a fare una guida cartacea, un libretto con i posti più belli e meno conosciuti, con tutte le posizioni GPS, cioè dal parcheggio a tipo la fontanella, la statuetta, la chiesetta, cioè proprio tutte quelle cose che non hanno indirizzo civico, no? E queste posizioni GPS, informaticamente parlando, sono i PIN in italiano le puntine. Però chiamarlo così, le puntine, uno dice sì, cosa, le puntine del maiale? No, le puntine del mondo, hai capito? E quindi da lì è nato il nome, no? No, difatti la cosa che mi piace di te, vabbè, è la sincerità, la grande sensibilità, il fatto di essere sempre molto positivo, proattivo, e dopo devo dartene atto in merito a questo, che ci pensavo oggi, la tua creatività, che tra l'altro sto rivalutando moltissimo perché sto vedendo dei video americani di spessore, e tra l'altro sono quelli che sai per persone molto sensibili come noi penso che quello ci può salvare il culo, perché dicendosi fuori dai denti, io come te, ma tu più di me perché sei più giovane e quindi mordi la terra più di me ancora, così limitarti a fare pratiche in una cazzo di autoscuola, dopo un po' ti girano i coglioni, perché cioè, dov'è la tua creatività, che invece nei video vieni fuori da tante cose, veramente i tuoi titoli mi piacciono e sono figli veramente di una mente pacata, abnorma, alla Frankenstein Junior. Diciamo che quelli belli verranno fuori il prossimo anno, perché fare bei video potrei avere anche la capacità, però ti dico che ci vuole molto tempo, e il discorso che dico sempre dell'energia psicofisica, ma quella è correlata al tempo. E poi sempre per il discorso del tempo, tu sai che non puoi vivere una cosa bene e intensamente e contemporaneamente farci un video coi controcazzi, no, perché tutte le tue risorse, il tuo tempo e la giornata sono dedicate a seguire delle regole precise per fare un video coi controcazzi, quindi sarebbe una cosa falsa, hai capito? Io per hobby posso avere ogni tanto, aver fatto anche un'oretta, mezz'oretta di questi tipi di video qua, però in realtà non ti stai vivendo l'avventura, cioè ti stai vivendo la tecnica della fotografia, cioè hai capito, del videomontaggio, ma l'avventura lì non c'è,
non è assolutamente reale. Le cose reali sono quei video che facevo alla cazzo con la GoPro senza stabilizzatore, proprio senza microfono, così, tutto che vibrava, tutto a casaccio. Quella è la vita reale, perché io mi impegno a vivere e poi c'è la GoPro che registra, ma non do l'attenzione alla GoPro, do l'attenzione alla vita, capisci? Ma mi stanno dicendo, cioè sto vedendo che veramente per fare un video fra una cosa e l'altra, montare tutto, parliamo di minimo 5-6 ore di lavoro, dico bene? Confermo. Allora, puoi farlo in mezz'ora come in 5-6 ore. Certo, la differenza la noti, cioè un professionista la nota proprio coscientemente. Poi anche il più inesperto di tutto inconsciamente comunque percepisce la bellezza del video perché vede le immagini che vanno a tempo con la musica, cioè lui non lo sa, che le immagini vanno a tempo con la musica eccetera, però inconsciamente appare decisamente più bello, più interessante, più coinvolgente di uno fatto, hai capito? I tuoi video ultimi, tu quanto stai circa a realizzare in tutto, in toto, per arrivare alla pubblicazione? Ma un'oretta a video. Sì, sono molto veloci. Girarli, montarli tutto un'oretta. No, girarli cioè premo rec quando voglio, cioè non lo metto in considerazione il tempo di girarli, hai capito? Quello proprio no, lo tengo fuori dal tempo. Il tempo invece che un po' investo, anche se da una parte comunque mi piace e mi rilassa, per me è un po' tipo un videogioco, no? Invece di giocare ai videogiochi monto i video, però diciamo è un piccolo impegno. E lì vai in media un'oretta, poi se devi fare un video fatto bene anche più di 5 ore, tipo qualcuno di quelli che ho fatto e che verranno fuori il prossimo anno, 5-6 ore tranquilli, sì, e anche fatti magari in più giorni, perché arrivi dopo un... Scusa, una domanda se non sono indiscreto. Dimmi. Tu parli sempre del prossimo anno, ti stai tenendo questi video per il prossimo anno perché hai un progetto diverso? No, perché ne ho 50 già caricati, però non posso metterne tipo uno al giorno, hai capito? Già 3-4 alla settimana sono già tantissimi, insomma, la mia idea era di fare 1-2 video alla settimana, poi se ne vengono di più, vabbè, insomma, ecco. Ma comunque cazzo, avere già 50 video girati, già fatti, già caricati, sono tutti in programmazione. caricati, sì. puttana madre, dicono qua, sì, cioè, hai già un bel... Ti piacerebbe le natiche, lui che deve ogni giorno sfornarne uno e si incazza perché non può. No, allora ti ripeto, girarli non va minimamente tenuto in considerazione come fatica e come tempo, cioè quello è proprio, no, è come non farli proprio, è una cosa naturale, spontanea, quindi dimentichiamola. Il montarli, se hai una serata che ti senti carico, rilassato e, passami il termine, leggermente annoiato, ne fai anche 5-6 di fila in una serata, tranquillamente, insomma. Quindi è per quello che ne ho fatte tanti. Il fatto di parlare del prossimo anno, perché cioè, tu dici per una questione di numeri non vuoi pubblicarli adesso? Perché... Esatto. Considerando che ce ne sono 4 alla settimana, cadiamo a gennaio-febbraio, quelli belli, insomma, più o meno, circa. Okay. Ma e tu adesso quindi, niente, mi dicevi che fino a fine dicembre, mi pare, una roba del genere, sei in via dell'autoskola? Esatto, il 31 dicembre, sì. Ecco, dopo il San Silvestro, per i cazzi. E dopo vediamo cosa fa la vita, no? A parte che voglio dire, ma secondo me, se tu credi in te stesso, penso di sì, la manina per fare i siti un po' l'ho vista, guardando pseudo velocemente un po' il tuo sito. Se le connection ce l'hai, insomma, sei un informatico, poi non so quanto vuoi sbatterti con le reti sociali a tirare fuori anche lì qualche nominativo. Ma io forse al posto tuo, sì, l'unica cosa che cazzo devi essere autonomo, pagare contributi INPS, quelle cagate lì che costicchiano, però tra l'altro tu sei anche un over 35 perché adesso ci sono delle che pagheresti soltanto, a parte che puoi farlo anche se sei un over 35, sembra un 5% di IRPEF, quindi una cagata unica,
L'unica cosa, tra l'altro con tanto di sconto del 35%, avresti mi pare un 2.500 euro di INPS all'anno, no? Porca Però troia, vabbè, però mezzo camper. saresti libero, se riesci a prendere un 2 o 3 commesse di quelle giuste, che cazzo te ne frega? Sì, 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 sì. Da iniziare, vedere, tastare, non mi metto ansia. Ti dirò, mi sono sempre voluto parare il culo anche psicologicamente in ogni avventura che faccio, nel senso che io salto in alto, se cado mi sono messo via un tot di soldini e ho un camper funzionante, quindi non ho spese, non ho finanziamenti, non ho... Certo. Quello è stato, Ma poi diciamo, anche, studiato, quindi avventura sì, ma non da hai stupido, insomma, anche, ecco. sì, ecco, quindi hai il soldino come paracadute, hai sicuramente avrai la disoccupazione, quindi è già il tuo piano B, boom, boom, quindi tu sei veramente ultra, ultra rilassato, mettiamola così, cosa che io purtroppo non sono. Vabbè. Altre storie, altre storie. Vorrò fare un po' quello che stai facendo te, perché tu e un po' altri mi avete gasato in questo. Ma imparerai che alla fine, io l'ho già detto, non so se sono usciti i video, non mi ricordo, che a fare questa vita qua, che è tanto strana, figa e tutto quanto, per carità lo confermo, ma dopo un po' ti abitui. Cioè, diventerà bello, per carità, se cambi posti, ti risvegli e vedi una montagna, un lago, per carità. Quello. Ma il vivere in camper, dopo un po', diventa una cosa normale, hai capito? Quindi è solo all'inizio, no, che è un po' strano, ma dopo diventa proprio normale. Quindi io adesso veramente penso ogni tanto anche al futuro, perché ti ho detto mi piace sempre sì avventurarmi, ma anche tenermi parato. E io ho intenzione di tornare in una casa, proprio non ce l'ho. Sai, io penso piuttosto al prossimo camper. Ho detto, casomai se sarò vecchio mi compro un pezzo di terreno, mi faccio l'allacciamento della corrente, dell'acqua, lo scarico diretto e vivo col camper là, cioè, hai capito? Ho 71-75 anni e io che mi sento vecchio con i miei cazzo di 49 anni in questo momento, mi vergogno anche perché dico cazzo guarda quelli e c'ha un 7 metri, 7 metri e mezzo, una figata mi sta su, quindi una bella storia, nessuno che ti rompe i coglioni, ti alzi la mattina come te, magari sì, quando sei stato sai in Francia o da altre parti, vedi il mare, ma anche a Jesolo lì, svegliarsi la mattina davanti a una spiaggia o in Brussa o che cazzo nessuno, l'unica cosa sai, sa stare in solitaria, ma non so quanto sicuro sia, quello sì, no? Quello è un altro. È parte dell'avventura, anche quella è una cosa che mi attrae, mi piace, il brivido. Infatti, guarda, l'ho pensata proprio prima, guarda te a volte la sincronicità degli eventi. L'ho pensata proprio prima per le mie prossime vacanzette, no? Perché io mi guardo sempre dalla vista satellite, più o meno dove potrei andare a dormire, dove c'è uno spiazzo. E ogni tanto mi metto in posti proprio isolati, in mezzo ai campi, in vecchie chiese, nei cimiteri, in mezzo ai boschi, hai capito? E dici, cazzo, se arriva qualcuno, sono proprio solo, no? Hai capito? Però dopo anche là, cioè, puoi, come ti manipoli, no? La tua psiche puoi manipolare anche quella degli altri. Mi ricordo una volta mi si era avvicinato un ladro in Brussa che non mi aveva visto che ero dentro al camper. Gli ho tirato fuori il coltello, ho fatto la faccia dello psicopatico, cioè mi sono messo tipo a ridere della serie tipo Hit, no? Vieni qua, e lui è scappato a gambe levate. Mentre se ti fai vedere tipo incazzato, lui dice ha paura, hai capito? Quindi la forza ce l'ho io, dice. E quindi insomma conto anche su quest'arma qui, insomma, in quelle situazioni. Dopo mal che vada c'è sempre il manganello, ecco dai. Sì, fin tanto che sì, che ne hai la possibilità, perché se vieni aggredito alle spalle o al buio mentre dormi in altri casini, Ciao. va bene. Però, oddio, adesso chiaramente, diciamo che non è il mio primario problema, Ma quello può capitare a tutti, Cioè, è una paura che Sì, possiamo anche fare a meno, insomma, era la paura di Gandhi, quella dei ladri. Tra l'altro, guarda qui, ma anche noi siamo stati anche, abbiamo avuto veramente, metterò ancora tanti anni fa a vedere dei miei anche lì derubati, penso anche narcotizzati, chi lo sa, c'è gente qui che sono stati sul lago di Garda 3 volte derubati, poi alla terza volta rotti i coglioni, ho detto cambiamo aria, sono
Sì, pensa sì. a te la vita, no? E i punti di vista. Via, hai capito? Per quello che io sono qua, è solo per quello che giro nelle zone, altrimenti io sarei veramente già all'estero a lavorare anche come barista, cazzo me ne frega, l'ho già fatto, cameriere, solo per quello, è così. Ma pensa a te, pensa a te anche qua, tu la che hai chiamato prima il 5 di città, io la chiamerei telepatia. A me succede soltanto con delle persone, penso molto sensibili come me, no? Mi succede raramente, però con 4-5 persone mi succede. Ho pensato a te, invece che pensare a una bella figa, proprio in questo ambito, cioè di non essere libero perché hai una pareja, si dice qua in spagnolo, una partner, no? E sono posizioni limitanti da un certo punto di vista, per quanto uno bene stia. A un certo punto mi sono messo nei tuoi panni e ho detto, ma io farei una cosa di questo genere, porrei un limite temporale di 6 mesi, per esempio, e se in quei 6 mesi, a partire da oggi, veramente, dopo ancora 6 mesi, dopo starei ancora tanto bene a questa persona, allora veramente ne vale la pena, dico ok, e che usavi un po' il camper, vabbè, invece dopo ho capito altre cose, e tra l'altro più parlo con te più vengono fuori delle cose, sì, personali, profonde, che vanno soltanto a confermare questa mia capacidità. Ti ringrazio. Oddio, Lusingato, sì, lasagnato. vabbè, non te le dico, sai, te le dico perché come te sono sincero, in questo sono molto crudo, ecco, ma lo dico perché come te voglio essere vero, voglio essere puro, e se trovo una persona viva a Dio che si distingue questo marciume di merda di società che abbiamo, viva a Dio glielo devo dire, ma come in tutto, è come se tu volessi dare un bacio a una bella ragazza che incontri, ma dopo te ha paura, qua non ha paura di conoscere, cioè cazzo, vivilo, cioè, vabbè, ci sarà magari un rifiuto, ci sarà quello che vuoi, ma almeno ci hai provato, vaffanculo, no? Sì, Quindi esternare. Tutto. E per contro invece se trovo dei cazzoni sulla mia strada, evitarli, non guardarli, non sentirli, senza andare a polemizzare, no? Quando trovi qualcosa di bello come te, allora sì, vale la pena investire. Invece le cose brutte, no, lasciar perdere, lasciar scivolarsi addosso le cose. esattamente. Va bene, caro, io adesso ti lascio perché sento che ho una bajada di azúcar, questo anche più a connettere, devo mangiare qualcosa. E anch'io fra un po'. Ascolta, Pause. io avevo la fotocamera accesa, ti va che poi pubblico il video oppure no? La fotocamera di adesso? Taglio magari dimmi tu, non so, dimmi se c'è qualche parte che non vuoi che io la taglio. Dimmi tu. Ma riprendendo no, ma è impossibile, non puoi riprendere, scusa. No, è la telefonata, cioè ho ripreso me mentre c'era la telefonata, hai capito? Per il resto, Ok. una carta bianca. Perfetto, perfetto. Boh, mi sono registrato come promemoria sta roba qua.